la CLAC deve ritornare nello spazio storico in cui è sempre stata e per continuare la sua attività sociale nei confronti della città. Il presidio sotto le finestre di Palazzo Moroni. La protesta segue lo sgombero dei locali dell'ex macello occupata da una decina di associazioni raggruppate sotto la sigla CLAC, Comunità Libere Associazioni Culturali. Qui non si tratta di sgomberare un locale per motivi ideologici, ma agire per motivi palesi di sicurezza, ha dichiarato in una nota il sindaco Giordani, che con un'ordinanza aveva fatto scattare lo sgombero. Una decisione che potrebbe avere ripercussioni sulla sua maggioranza, visto che le modalità con cui è avvenuto lo sgombero, con finestre e porte murate sotto l'occhio vigile della polizia, sono state aspramente criticate da Coalizione Civica, che nulla sapeva della decisione di sgomberare lo stabile di via Cornaro. Il vice sindaco Lorenzoni insieme all'assessore Nalin sono scesi dai loro uffici per incontrare i manifestanti. L'immobile aveva dei problemi di agibilità, ha dei problemi di agibilità e non poteva essere utilizzato senza delle responsabilità molto forti da parte dei dirigenti che hanno la responsabilità per la custodia, diciamo così, del patrimonio del comune. Quindi questo l'avevamo comunicato da tempo, che era necessario trovare una soluzione diversa. Riteniamo e ribadiamo che questa modalità per noi non va bene. Non la modalità proprio il fatto che la violenza con cui è avvenuta e il fatto che noi non fossimo a conoscenza di questa cosa. Da tempo era stato avviato un percorso di discussione per trovare una soluzione sull'ex macello e intanto una delegazione di manifestanti accompagnati dal consigliere comunale di Coalizione Civica Ferro è stato ricevuto dall'assessore Michalizzi. Vogliamo che venga fatta una sperimentazione e una valorizzazione di quell'area rimettendo in funzione nel più breve tempo possibile con un percorso partecipato, ma l'obiettivo è quello di lasciare quell'area crescere. Permane il tavolo di dialogo con le associazioni su due punti in modo particolare, quello della salvaguardia delle attività che le associazioni lì dentro svolgono. Il secondo punto è anche su una progettualità comune di quell'area per il futuro che richiede grandi investimenti.